destination unknown, known, 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 known. Ciao a tutti Piederoli, ben ritrovati con un nuovo capitolo di Total War Rome 2. Allora, siamo sempre con la campagna degli Averni, alla difficoltà difficile. E dove eravamo rimasti l'ultima volta? Abbiamo creato la Confederazione Gallica. E voi giustamente mi avete detto non ci accontentiamo del fatto che tu le compri le città. Però volevo spezzare una lancia a mio favore, Piederoli. Cioè, quelli che ho già alleati bisogna che li compri, cioè che non li posso combattere. Cioè, le nuove conquiste che farò non le farò senza comprarli, chiaramente, combatterò, tipo quella città che abbiamo detto nello scorso capitolo, insomma. Però anche quella sopra che sono già alleato non posso spezzare l'alleanza così di botto, perché se vi ricordate dagli scorsi Total War, fare una roba del genere equivaleva a una dichiarazione di guerra da parte di chiunque, anche gente che manco sapeva che eserciti avesse, per cui non è molto saggio. Quindi adesso gli alleati cerco di comprarmeli e le nuove città le cerco di conquistare. Detto questo, procediamo pure, andiamo. Ed eccoci qua. Allora, ormai è defetto il mio, ed eccoci qua. Vediamo un pochettino come siamo messi qui. Abbiamo un positivissimo 12 di ordine pubblico in questa provincia qua. Molto buono, così almeno si sistema. Qui, perché c'è sto simbolo? Cosa vorrebbe dire? Non ho capito perché c'ho questo simbolo qua. Vabbè, lo scopriremo, Piederoli. Però questa è una provincia che mi sta cominciando a stare sulle palle perché non riesco a sistemarmela. Allora, comunque qui dovrei passare perché ho pochi introiti. 2 turni finisco la ricerca, ovvero questa che mi dà meno 5 costi di azioni politiche e più 5 la ricchezza derivante dalla cultura. Il che non è male. Qui sono in stallo, sono sopra, di ordine pubblico è a 0. Perfetto. E diplomaticamente come siamo messi? Sto solo sulle palle Marco Manni, ma che prima che arrivino da me. Vediamo con la Liguria. Con la Liguria potremmo fare qualcosa. Accordo commerciale, moderata. No. Perché non mi vuoi fare un accordo commerciale? Gli do i 200 che ho. Ah, se lo pago è anche basso addirittura. Vabbè. Prossimo turno proviamo, vediamo come va. Perché è importante che mi tengo parati i confini qua. Perché adesso io voglio conquistare verso la penisola iberica, sinceramente. Non mi voglio inoltrare su che dopo comincio ad andare contro le tribù germaniche, la Roma, eccetera. Qui è un po' più franca, secondo me. Una volta sistemata la parte qua, c'è un po' più di sicurezza, diciamo. Devo solo un po' mettermi a posto con le flotte. Che adesso sistemerò perché Piederoli non abbiate timore. Adesso comincerò a crearle. Ok. Il prossimo obiettivo comunque sarebbe questa città qua, anche se è piena. C'ha tante di quelle truppe, già c'ha 3 eserciti, flotta, eserciti più guarnigione, che sarà un sacco di gente, devo andare lì con tutto quello che ho. Vabbè, vediamo Piederoli, passiamo un turno. Grado aumentato, quest'uomo è diligente e ricco di esperienza, cacchio ammazzi, chi sarebbe? Ricatto, ma che pugnetta, tesoreria meno 1400. Che palle. Mm. Anche se qui di Gravitas siamo a 30, 20, 14, non è che siamo tanto alti. Poi ancora non ci ho capito molto del discorso della politica, anche se so che è molto importante, solo che mi sono già pulito mezza tesoreria. Vabbè, vediamo intanto chi è salito. Mi sembra fosse qui, no? No. E chi caspio è salito? Ah, lui. Ok, abbiamo l'esploratore che è salito di livello e vediamo un po' cosa gli possiamo potenziare. Allora, il topino qui, meno 10 il costo di esecuzione di tutte le azioni, questo non è male. Raggiro, costringe più 10%, appiccare incendio, più 20 ai danni dell'edificio. Ok, questo invece mi dà più 10 alla probabilità di successo critico in tutte le azioni, il che non è male.
Qui non posso fare niente, se no posso dare intercetti agli ordini che non mi interessa, probabilità di sfuggire gente nemici non mi interessa, più 6 la capacità di movimento. No, potenzio questo qua che mi dà più 10 le probabilità di successo critico di tutte le azioni, il che è molto buono. Al prossimo più 15. Però dopo vedremo. Ok. Teniamo un attimo d'occhio, vediamo se si stanno alleando con qualcuno. No, sono solo in guerra con gente. Non sono alleati ancora con nessuno. Ok. Andiamo avanti a troppare, Pedroli. Che vedevo di... Facciamo altri lancieri tonici che hanno già un grado di esperienza. E un altro di questi. Qui voglio vedere una cosa. Posso muovere quell'esercito? Perché se tolgo le tasse qui è un macello. Non posso mica toglierle. Ma se levo l'esercito, qui quanto mi tiene l'esercito? Fa vedere. Dov'era qua? L'esercito mi tiene 5, andrei a meno 5 per turno. Ma io non potevo prendere un altro generale. Allora. No, sono 4 su 4 le flotte che sono a 0 su 0. Posso creare una flotta? Così per curiosità. No. Vogliono soldi anche per questo. Ah niente, turno morto questo. Per quelle cazzo di per contrastare le voci con 1400 mi sono stoppato il turno. Vabbè, passiamo. Vediamo un po'. Produzione di vino, quindi a me mi arriverebbe... Cioè, avrei anche io dopo il vino se accetto. Il che non è male. Hanno già delle importazioni di legname e di pelle, ma loro probabilmente vogliono quello che produco io, ovvero l'olio d'oliva. Va bene? Così adesso avrò anche il vino. Che non è male. La missione è compiuta. Perfetto. Ottimo lavoro. Tutto negli interessi del nostro popolo. Ricerca completata. Ora in ricerca la stecca. Che mi dà? Fa vedere. Meno 2 costi delle azioni degli agenti e più 2 la pressione fiscale. Permette la costruzione delle stecche. Ma il mio intento ultimo qui più Piederoli è andare a qua, che mi dà l'ordine pubblico nelle province. Che non è male. Allora, cominciamo a utilizzare quella mia spia. Qui cosa fa se lo potenzio? Ah, mi dà cibo. Non è male questo. Adesso vediamo. Intanto vediamo una cosa. Cominciamo ad andare a vedere un po' com'è la situazione qua. Ok. Dovrei avere anche un altro agente qua se non erro. Fai vedere. Ma se muovo l'esercito? Ok, rimaniamo più 4, perfetto. E voglio cominciare un po' a muovermi. Io non posso reclutare nessuno di tonico. L'unica città che mi recluta è questa. Infatti adesso la prossima città che prendo la farò guerriero, perché sennò non posso reclutare solo da una parte unità forti. Non va bene. Eluse. Io praticamente mi sono fatto un esercito. Ok. Così almeno, così almeno ne ho 2 belli garniti. Questo chi è? Confederazione Galliche. Ah, è la mia. Torna dentro qua, tanto prendi esperienza. Ok, cominciamo a prepararci per fare quella conquista lì. Mi dispiace per questo esercito qua. Perché non posso nemmeno togliere l'unità. Perché andare a meno 5, adesso qui intanto posso costruire. Anche se non ho
una cippa che posso fare. Cioè non so se aspettare per potenziarmi l'altra città. Bene che è uguale tanto. Costruiscimo qui, costruiscimo là. E qui cosa posso fare? C'è qualcosa che mi tiene buono? Questo, chiudo l'ordine pubblico. Direi che è il caso. Perfetto. Buono, dai, non siamo messi male. Non sto neanche a chiedere a questi se vogliono entrare nella confederazione che non ho soldi, che sono miei alleati, mi sembra, di ricordare, vediamo. Poi adesso non riesco a gestire anche un'altra città. Welcome, worthy friend. No. Let us break bread and drink ale before words Alleanza militare, accordo commerciale. Posto. Niente, direi che per questo turno siamo a posto. Siamo in preparativi per andare in guerra, Federoli. Ok, ma gli agenti li ho reclutati tutti. Adesso vediamo il prossimo turno. Passiamo. Ecco, mi è morto l'agente. Che pugnetto. Vabbè, recluto questo agente campione. Perfetto, lo recluto qua così ce l'ho già qui vicino. Tanto non ho niente che mi faccia reclutare agenti vergini di guerra o signore della guerra con delle esperienze in più, quindi solo le spie ce l'ho di qua, nella città questa qua. Allora, vediamo questa cosa mi dà. Raggiro, costringi, più 3%, assassino, duello, più 3%, editto, panem, anti-eccenze, più 2 all'ordine pubblico. Ok, facciamo questo. Abilità marziale, cosa mi dà? Più 5 alla probabilità di successo dell'azione dei campioni, per 6 turni. Perfetto. Qui siamo a più 4 con 31. Qui l'ordine pubblico è perfetto, Piederò. Ok, qui mi preparo sul confine. E qua idem. Qui c'ho la mia spia. Solo che questo qui è tonico, questo campione qua, secondo me. Se lo voglio assassinare c'è un 10%, ma... per adesso lasciamo perdere. Riesco a vedere che truppe ci sono qua dentro, perché non ne vedo. C'è solo una flotta, il che non è male. Ma si stanno muovendo, quindi stanno andando a conquistare. Andiamo a vedere, sono curioso. Secondo me sì, perché sono spariti. Quindi è un buon momento Piederoli questo. Vengo anche qui nel confine. Se il prossimo turno dichiaro guerra. Allora, quindi siamo belli che pronti. Adesso al prossimo turno direi che ci possiamo andare easy. Mi sono sicuro che arrivo con tutti gli eserciti, quasi quasi li attacco anche subito. Come sono messi? Teniamoli un attimo d'occhio perché non vorrei farmi nemici. Allora, sono in lite con questi, ma sono in pace con i volci, però non sono alleati per fortuna. Quindi se li dovessi attaccare, questi non si dovrebbero incazzare, i lusitani, credo. E basta. Ok, qui io sono messo abbastanza bene, vedo che i Marcomanni qui l'hanno presa, i Sequani si stanno allargando, poi magari un domani si uniranno alla mia confederazione, il che non è male. Va bene, passiamo il turno, Piederone. A treaty between our peoples would see us all stronger and richer. Questi qui vogliono fare un patto di non aggressione, ma siete lontani anni luce, secondo me, boh. Proviamo a fare una controfferta. Pagamento, richiedi pagamento. Ok, proviamo. No. Mi dava moderato. Tanto valeva provarci. Cause naturali, mi è morto un generale. Madonna, ma qui c'hanno veramente una moria paurosa. Su Shogun mi ricordo che prima che morisse un generale o un agente ci voleva una vita, cioè faceva in tempo a finire la campagna. Vabbè, meno 10 costo di costruzione di un edificio per i servizi sanitari, che è questo. Meno 1 alla corruzione, meno 20 alle sanzioni sull'ordine pubblico a causa della presenza di etnie straniere nella provincia locale. E questo non è male. Più 1 all'autorità, questo fa merda. Ok. Lo facciamo... Questi che sono abbastanza forti.
Ok, qui vedo che abbiamo qua, cioè c'è poche unità e vedo che stanno arrivando anche un generale, qui un generale dei Lusitani. E che cazzo sta succedendo, scusate? Boh, avranno attaccato i Lusitani e l'avranno preso. Vabbè, poco me ne importa. Ok, facciamo un sabotaggino e dichiariamo guerra. Proviamo a fare una cosa prima. Io per Piederole ci provo, gli chiedo di entrare nella mia confederazione a patto che dichiaro guerra. Quindi unisci la confederazione, bassa, dichiara guerra. Ah, non fa... Ah, ok, perfetto. Pensavo facesse una minaccia, più che altro. Allora, l'esercito più forte mio sarebbe questo qua. Quindi mi avvicino qui. Poi intanto andiamo ad attaccare. Ah, me lo dà proprio super... super in vantaggio, vabbè. Continua l'assedio. E mi avvicino con tutti gli eserciti. Ok. Volevo fare un bel assedio. Se li attacco adesso mi dà... Comunque sono parecchio in vantaggio. Perché dentro c'è poco e niente. C'è un'arma d'assedio. Non so se aspettare un paio di turni per vedere se... per farmi un po' di armi d'assedio, giusto perché così almeno viene fuori un assedio bello carino. Continua l'assedio intanto. Poi vediamo un po' con il mio agente. Dove il chip è andato a finire? Qua. Questo è il mio signore. No, non è il mio signore, è il loro signore della guerra. Dove è finita la mia spia? Ah, l'avevo mandata qua giù a farsi benedire. Ok, giusto. Vediamo un pochettino. Qui le ste... Mi sa che è meglio che li conquisto subito, Piederò. Sì, sicuramente è successo questo. Loro sono andati ad attaccare i Lusitani e li hanno buscati. Ora sono senza truppe. E io quasi quasi li attacco subito. Solo che me la dà talmente in vantaggio che non ha molto senso, anche perché più porto avanti l'assedio, più io ricevo perdite. Per cui dopo magari i Lusitani se la vogliono prendere con me. Quindi niente. Facciamo un CTRL S e la risolviamo automaticamente. Tanto me la dà talmente in vantaggio che voglio farla direttamente. Ok, risoluzione automatica. Ah, morto. Ok, no, gli schiavi... Allora, no, l'edificio facciamo così, vediamo un po'. Denaro, guadagno quello, posso saccheggiare. Radio al suolo, dettagli dell'ordine pubblico. Solo che non so dentro... Non so dentro che tipo di edifici hanno. Ma mi sa che faccio occupazione. Perché se lo rado al suolo, instabilità della provincia meno 1 per 5 turni. Se lo occupo, meno 1 per 8 turni. Sa che lo rado al suolo, via. Ho aumentato anche l'Imperium, benissimo. Quindi posso portare 6 eserciti, 3 flotte, 2 spie, 2 dignitari e 2 campioni. Adesso bisogna che mi faccia la ricerca dei dignitari, perché sennò non so neanche cosa facciano. Ok, qui adesso c'è tutta questa gente qua. Vediamo un attimo di vedere come sono, se sono ben visto da loro. Allora, qui sono in positivo, perfetto. Qui sono a meno 59, il che bisogna che mi porto subito un'unità. Questo esercito qui bisogna che me lo porto subito indietro. Quindi, marcia forzata e torna qua. E adesso questa provincia è un macello per il prossimo turno. Qui entra dentro che fai un po' di esperienza.
E questo adesso vediamo, lo teniamo un attimo lì nel caso vengo attaccato. Ok. Dovrei aver completato pure anche questa provincia qua. Adesso lo devo solo un attimo sistemare. Allora, questo, costo di riparazione. Poi ripariamo. E posso già costruire qualcosa. Qui adesso vediamo come siamo messi con l'ordine pubblico. Cioè, mi è dispiaciuto Piederoli non fare l'assedio, però avevo paura, cioè per fare un assedio avevo bisogno comunque delle scale, dei tettucci lì per tirare giù il portone principale senza prendere molte frecce. Avevo bisogno di turni, solo che vedevo che qui stavano venendo su questi, che avevo paura che mi fottessero la provincia. Perché, siccome che questa era basilare, perché avendo un'altra città sulla costa qui a sinistra, posso adesso muovermi anche con una flotta in questo senso qua, così ho un controllo di qua e un controllo qui nel Mediterraneo, il che è molto buono. Per cui adesso prima di chiudere il video vi voglio far vedere come reagiscono questi, così dopo piano piano risistemiamo il discorso dell'ordine pubblico in queste 3 province qua che è un macello, è veramente un macello, perché adesso c'ho un meno 50, ma perché ho meno 50 la conquista solo nel turno successivo. Instabilità della provincia meno 1 per turno e piano piano mi si dovrebbe sistemare. Qui adesso devo fare delle gran strutture per ordine pubblico. Però volevo farla anche un po' guerriera questa città qua, perché magari qui potevo truppare per andare poi a conquistarmi le città qua. Ma voi cosa fareste? Vabbè che adesso tanto c'è poca scelta, io Sequani non me li voglio fare nemici sicuramente perché si stanno espandendo verso le zone germaniche, che è molto buono, che mi tiene, cioè se me li tengo amici mi tengono a bada tutta la questione, tutta la parte qua, quindi sono i confini abbastanza parati. Qui ho i signori questi qua sopra, cioè io sono poi ben visto anche da questi qua, che posso provare di fare un accordo commerciale. Ah no, basso. Vabbè. Se gli chiedo di unirsi alla mia confederazione, basta. No, ma adesso lasciamo perdere. E quindi dai, praticamente abbiamo 2 province complete, un attimo dopo una volta sistemate, e per la terza mi serve questa città qua, che adesso cercherò di comprarmi in buoni soldoni. Allora, ho 1600, vediamo un po' cosa possiamo costruire qua intanto. Posso costruirmi o questo che poi dopo è l'alloggio degli artigiani, che mi dà, sblocca l'arruolamento dei guerrieri con lancia e dei schermatori celti, così dopo posso arruolare sia qui che qua. Magari se arruolo principalmente qua, posso togliermi da qui e poi boh, vediamo. Non lo so. Qui c'ho più slot, sinceramente. Anche se qui comunque poi gli slot sono, cioè nel senso, tutti i benefici sono per la provincia, non è per la città e basta. Posso fare se no questo che mi dà più 2 l'ordine pubblico, costa poco, il che non è male. E questo che mi dà più 2 al cibo e mi dà ricchezza. Qua invece mi dà più 1 l'ordine pubblico, 50 la ricchezza. Solo che ho bisogno, se voglio tirarmi sulle strutture principali ho bisogno di cibo, quindi faccio questo. E come ultimo mi farò l'arruolamento. Così ho 2 città che mi si arruolano, qui dopo vado a fornire le altre città qua. Perché qui adesso sono in positivo. Ah, sono messi bene. Ok. Direi che possiamo passare il turno. Passiamo. Sovversione. Siamo a meno 99, con un positivo di 1. Non male. Ma questo cos'è un agente nemico? Ma dove sono andati? Non si sono tolti dalle palle? Vabbè. Allora, se tolgo le tasse qui cosa mi succede? Gli introiti vanno a fanculo. Però mi ci sistemo un attimo la situazione. Posso fare un editto? Al momento non sei in grado di emanare altri editti. Per poter emanare più editti revoca un editto esistente, oppure fai aumentare l'imperium della tua fazione. Ah, ok, quindi non è un editto provincia. Però qui va già bene così che sono in positivo, quindi lasciamo stare. Qui adesso andiamo di più 8 per turno, quindi sistemiamo un po' la provincia. Più 16, perfetto.
Allora non c'è bisogno che tolgo le tasse. Ok, lo rimetto. Così vado su di più 9 per turno, perfetto. Ma la sovversione cosa implica? Un campione nemico diffuso di... Ah, ecco perché. Perché c'è sto cazzo di campione. Posso provare di accoparlo, vediamo cosa succede. Mi morirà la gente, sicuro. Allora, se lo assassino... Provo a assassinarlo. Mi morirà il mio sicuro. Assassino non è riuscito. Ok, vabbè. Hanno scoperto la nostra gente, perfetto. Ma il mio campione dove caspio è? Ah, è quel che si fa le pippe. Vabbè. Proviamo che con lei. Ok. Riusciamo. Ok. Assassinio. Ha proprio 0 spaccato. Bisogna che ti faccia salire di livello. Vai dentro un esercito intanto. Ok. Allora, se non erro, con l'Imperium c'ho altri agenti. Posso fare più eserciti, più flotte. Ok, allora, cominciamo a fare. Prima di chiudere il video. Creiamo forze, facciamo una... Crea flotta... No, aspetta, calma. No. Allora, abbiamo questo generale che mi... C'ho pochi generali, più 1 l'autorità, più 10 la probabilità di sfuggire agli agenti nemici, e questo che invece mi dà più 5 la ricchezza derivante da attività produttive, ok. Lui però è più buono per fare un esercito, che lo tieni magari stanziato in una provincia, questi invece devono girare. Più 1 l'autorità, e più 1 l'autorità, più 10%. Facciamo questo, e facciamo una flotta. Flotta di incursore pesante. Perfetto, così adesso questo qui può un po' sistemarsi. Posso cominciare a farmi una flottina per difendermi i confini da altre navi. Poi, adesso qui c'è una ricerca nuova che mi si sta facendo, ovvero questa. Posso fare l'orefice, dopo con questo, permette la costruzione di orefice, consente il reclutamento di dignitari di grado 1, ma l'orefice cosa mi dà? Vabbè. Meno 3 costi di azione degli agenti. Perfetto. Ok, te ti rimetto in marcia normale, non posso metterlo in marcia normale. Se ci mando anche l'altro esercito va meglio. Ah, non posso perché c'è dentro il campione, perfetto, come non detto. Però mi si stanno anche risistemando gli eserciti. Qui c'è sto esercito, gente. Sto esercito un po' morto, che sta lì fermo, per nulla. Qui infatti devo un attimo andare avanti a radanare. Qui posso costruire un sacco di roba, il che non è male. Allora, se potenzio questo mi dà 4 l'ordine pubblico, qui mi dà 3 l'ordine pubblico, più 1 l'esperienza delle nuove spie, non mi interessa, più 2 l'ordine pubblico ma qui mi potenzio i cavalli ma qui non li recluto, un più 1 l'ordine pubblico, praticamente da 2 passa a 3, più 2 l'ordine pubblico, più 2 l'ordine pubblico, più 2 il cibo. Mi sa che mi faccio questo, che ho bisogno un po' di tenere a bada la gente. Poi dopo dovrò potenziare anche le strutture principali, anche se potenziandole mi dà meno 4 l'ordine pubblico. Però, vabbè, vediamo. Ok. Niente, per questo turno è tutto. Adesso prima di passare vi saluto Piederoli perché chiudo qua il video. Abbiamo fatto una conquista. Mi è dispiaciuto, adesso devo un attimo sistemare un po' l'ordine pubblico che è a meno 99. Speriamo che aumenti. Qua i fattori di aumento dovrebbero sistemarsi piano piano. Tasse meno 7%, instabilità della provincia meno 1 per turno. Quindi mi aumenta di 1 ogni turno, adesso per 4 turni. E la fazione adesso mi si deve, cioè i meno 4 soliti, per fortuna che non ho la cultura contro. E il discorso lì della gente, più che altro che mi sta rompendo le palle. Vabbè, vediamo adesso nel prossimo video Piederoli. Niente, votate e commentate come sempre, datemi consigli e ditemi se è una buona idea secondo voi che io vada a conquistare qui nella penisola iberica. Tutto qua, perché a destra secondo me non ne vale la pena, perché c'è già i confini parati.
e su in Gran Bretagna, adesso vedremo, potrebbe essere una mira futura dopo la penisola iberica, vediamo insomma. Per cui niente, per questo video è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti Piederoli!